Sarà il Veneto ad approfondire lo studio degli anticorpi monoclonali anche sui soggetti non ad alto rischio. L'AIFA aveva lanciato un bando e il Veneto se l'è aggiudicato. A coordinare i lavori Evelina Tacconelli, docente di malattie infettive dell'Università di Verona. La professoressa che per prima ha sperimentato questo farmaco in Italia. 400 i veneti sottoposti ad infusione, soggetti ad alto rischio, di cui 115 a Verona, con 14 ricoverati e nessuna vittima. Un risultato che ora affiancato lo studio denominato Mantico fa ben sperare. E abbiamo presentato la nostra proposta, che è il famoso Mantico, che interesserà tutti quelli che hanno più di 50 anni, quindi abbiamo allargato ulteriormente, senza nessun fattore di rischio. Quindi significa che chiunque abbia almeno un sintomo, che può essere anche stanchezza, con un tampone positivo, avrà diritto, appena da un punto di vista amministrativo abbiamo fatto tutti i passi necessari per poter iniziare, diritto ad entrare nello studio Mantico. Abbiamo calcolato che se raggiungiamo 1200 come massimo riusciamo ad avere un'evidenza scientifica così forte da poter poi ampliare i progetti regionali e anche nazionali, e quindi poter dare delle indicazioni a tutte le regioni su quello che è utile fare. Cosa ci aspettiamo? È che trattare i pazienti all'inizio dei sintomi mi riduca in maniera veramente importante l'ospedalizzazione, ma anche per esempio il bisogno di ossigeno. È qualcosa che a domicilio, perché noi adesso tanti pazienti, pur di evitare di ricoverarli per lasciare il pozzo ai pazienti più gravi, siamo in grado di dare l'ossigenoterapia a casa, questo in tutto il Veneto. E l'altra cosa che andiamo a calcolare è anche i giorni di lavoro persi, perché ovviamente se io devo fare anche un investimento economico in futuro per la popolazione e ho il vaccino degli ultra 65 anni, pian piano arriviamo alla vaccinazione completa, diciamo per la fine di ottobre, se non vogliamo essere più ottimisti, e contemporaneamente trattiamo tutti i sintomatici, uno può avere il diritto di fare il Novax a quel punto, perché la riduzione della trasmissione sarà stata così importante che riusciamo a proteggere i pazienti. Ma credo che potremmo anche farlo senza il medico di medicina generale. Perché? Perché se noi stiamo parlando di persone che non hanno fattori di rischio, ma hanno solo un sintomo, io sto pensando che il modo più veloce per dare beneficio alla popolazione è quella di dare la possibilità al paziente di prendersi un appuntamento, come per qualunque altro farmaco, noi lo visitiamo, informiamo il collega ufficialmente che quel paziente è venuto da noi per fare il farmaco, però così probabilmente aiutiamo anche le persone ad avere accesso al farmaco più rapidamente.